Bene, Fogolar Politic alla Casa della Contadinanza a Udine, sede storica di un orgoglio civico di una regione al crocevia dell'Europa, per presentare quello che sarà il nostro candidato alle elezioni regionali 2023 del Friuli Venezia Giulia. Il nostro candidato è un candidato indicato da un'esperienza vissuta sul campo, l'esperienza in particolare di un sindaco che ha saputo essere sempre sindaco dell'ascolto nei confronti di una cittadinanza giustamente molto varia anche per quanto riguarda le idee, e allora noi riconosciamo al professor Furio Onsel questo ruolo di interlocutore, un'espressione quale il Fogolar Politic, ossia 30 anni di civismo culturale, 30 anni di metapolitica al servizio della cittadinanza attiva, oggi tradotti nell'agone, diciamo, di quello che deve essere il buon governo della nostra terra. Ecco, questo civismo oggi non poteva non individuare nella figura storica di questo interlocutore il suo rappresentante ideale. Quindi noi crediamo, sostenendo la figura del professor Onsel, di portare in regione quello che sappiamo dovrebbe essere effettivamente il contributo che la città di Udine, con la sua storia di Atene del Friuli e quindi di nuova Aquileia civica, di questa parte internazionale, di questo coacervo internazionale che chiamiamo Alpe Adria, che chiamiamo Mitteleuropa, la città di Udine non può non vedere in questa figura il suo contributo alla regione Friuli Venezia Giulia, che appunto regione composita, a maggior ragione quindi regione che dalla pluralità deve trarre la spinta per una coesione che diventa insegnamento, per una partecipazione che diventa modello anche per le altre terre della nostra carissima Europa. Professore. Per me è un privilegio, un onore qui incontrare in primo luogo il professor Travain, che conosco ormai da 15 anni, e tutti i rappresentanti del Fogolar Politic di Udine. È un privilegio, un onore. Io da loro, e in particolare dal professor Travain, ho non solo avuto l'opportunità di conoscere tantissimi aspetti della storia di questa città, della storia di questa regione, ma anche attraverso la loro lettura ho saputo apprendere come rendere attuali tanti di questi messaggi. Uno di questi è anche il luogo nel quale ci troviamo, la Casa della Contadinanza, la contadinanza che era appunto il luogo dove si riunivano i cittadini amministrati da quelli che erano i nobili e da quelli che erano appunto gli amministratori, e quindi già nel Cinquecento questa città e questo territorio aveva un suo luogo dove si venivano proposte, discusse e quindi anche per tanti versi criticate, se non condivise, le scelte che riguardavano i cittadini. Ma non è l'unico degli elementi che ancora sono estremamente attuali. L'Arengo, altro luogo dove appunto il popolo esprimeva quelle che erano le proprie rivendicazioni, e qualche cosa che il Fogolar, prima civic e poi politic, ha saputo far rivivere, e con il quale io ho interloquito tutti i 10 anni nei quali io sono stato sindaco.
Quindi per me è un grande onore essere appunto riconosciuto come interprete di questo civismo che manifesta, del quale è ambasciatore il Focolare-Politik, un civismo indispensabile perché nella complessità appunto della nostra società, della nostra comunità, il punto di vista di ciascuno di noi è importantissimo. E quando appunto vengono dal basso in qualche modo e non solamente dall'alto certe segnalazioni e certe proposte, è giusto che chi si trova in certi luoghi le ascolti con molta attenzione. Come è stato detto, poi il Friuli Venezia Giulia e in particolare Udine sono al centro di una regione europea che è estremamente articolata e diversificata e quindi forse meglio di tantissimi altri luoghi dell'Europa incarna quel motto dell'Europa che appunto è unita nelle diversità. Il sottolineare appunto il farsi popolo e farsi comunità come appunto vuole il civismo e certamente sottolineare l'unione, ma sottolineare anche la capacità di inclusione, perché le comunità sono vive e come tali si evolvono, come tali costruiscono su quelli che sono su quella che è la propria storia, ma guardano sempre anche al futuro. Perfetto.